Palazzetto pieno, grande entusiasmo fra il pubblico, squadre già atleticamente carburate. Tutti gli ingredienti per un buon derby che il calendario ha proposto quest'anno alla prima di campionato. Un avvio che ha sorriso al veneziano di Treviso, coach Francesco Vitucci. Pochi sono rierini quanto lui, per cui battere la propria squadra del cuore è al tempo stesso gioia e dolore. Ma i derby sono così e la Nutribullet è riuscita in quella che la vigilia sarebbe stata etichettata come un'impresa, ma che il parquet ha sancito come una sostanzialmente vittoria meritata. Direi che insomma siamo stati abbastanza solidi difensivamente. Noi sappiamo che per essere una chiave importantissima possiamo fare anche un pochino meglio, anche perché qualcuno dei miei non ha reso proprio tantissimo, poi abbiamo avuto qualche problema anche fisico oltre che di falli, Tramakura, Bowman, Polica prima, insomma da gestire, però la squadra insomma, nel suo complesso ha reagito e giocato di squadra, insomma. E Treviso, di squadra, ha avuto la meglio sulle individualità veneziane, o meglio sulla individualità dell'ala oro-granata Cabenghele, protagonista di una gara strepitosa, quella che i dati sanciscono da tripla doppia, 17 punti, 21 rimbalzi e 40 di valutazione, ma non è bastato ai suoi. La differenza più grande secondo lui è che con l'Ari siamo entrati in campo col fuoco dentro, con la voglia di dare subito un messaggio a noi stessi, al campionato, e invece oggi avevamo un atteggiamento un po' più difensivo. Non abbiamo, secondo lui, messo in campo un giusto atteggiamento per una rivalità importante. La presa con filosofia il tecnico reierino Spahia. È il primo passo, falso, ma di un lungo cammino fra campionato e Coppa. Quella Coppa che solo qualche sera fa, con i 20 punti rifilati all'Aris Salonico, aveva fatto pensare a una gara tutta in discesa contro Treviso. Dobbiamo fare più da perimetro, esattamente che abbiamo fatto contro Aris. Penso che io non voglio sottovalutare Treviso, è una squadra che ha vinto contro noi, dunque in questo momento meglio di noi, però non penso che un Aris, una squadra che è peggio di loro. Io ho detto ai miei giocatori adesso in spogliatoio, che do la prima partita in campionato, mi dispiace tantissimo perché è un derby, perché i nostri tifosi hanno fatto un'atmosfera straordinaria, non sono mollati mai, però è prima partita in campionato, dobbiamo essere positivi, recuperare tutti i giocatori per giocare il nostro stile di pallacanestro.